buongiorno, sono Giancarlo Garna della lista Solidarietà Ambiente e Lavoro. Mi trovo qui nel Lagordino Bellunese davanti al sito turistico, archeologico e minerario di La Valle Imperina. Un sito che al momento è chiuso, apparentemente abbandonato, con lavori di restauro che devono essere consegnati nel 2017. Quando parliamo di solidarietà ambiente e lavoro, ecco quello di cui stiamo parlando. L'ambiente, la cultura. Dietro di me vedete i danni dell'abbandono, della noncuranza verso la cultura. Divaia l'ambiente rovinato anche dagli eventi atmosferici improvvisi e dai cambi climatici. Quando parlo di corridoi, di una non creazione di nuovi corridoi del vento, qui come nel Cadore attraverso grandi opere stradali, intendo questo. Intendo preservare e tutelare il nostro territorio. Ribadisco, turismo sostenibile. Abbiamo le cose per poter portare le persone qui. Guardate dietro di me, queste miniere sfruttate sin dal tempo degli antichi romani. Perché dobbiamo costruire grandi opere impattanti? Perché lasciamo andare il nostro territorio? Chiunque salirà in regione, mi auguro, investa invece in ambiente e cultura, in modo sostenibile. Non è possibile che Belluno e i suoi territori siano considerati così marginalmente dal centro della politica regionale. Noi non possiamo e non dobbiamo essere marginali, ed ecco perché anche vi invito a votare no al referendum, perché dove rischiamo di perdere ogni rappresentanza. Come vedete, con l'ambiente e la cultura si può vivere, basta non lasciarli a se stessi, basta investire su di essi per essere molto più felici, lavorare tutti e avere un ambiente più a misura di uomo.